che vuole raggiungere il nirvana deve controllare i propri errori fisici. Quelle buone azioni si chiamano rettazioni o samma kamma. Ci sono 3 errori principali commessi usando il proprio corpo. La prima cosa da questo, uccidere la vita degli vivi e torturare fisicamente gli altri. La seconda cosa è rubare le cose degli altri e la terza cosa è impegnarsi in attività sessuali illegali e irresponsabili. Se si evitano questi 3 errori, si diventa persone che praticano samma kammanta. Se qualcuno uccide altri, nella società in cui vive sorgeranno paura e odio. Anche rubare porta alla povertà e alla pensione. Il sesso irresponsabile e sbagliato fa sì che persone perdono le buone qualità e saranno come bestie. Chi sbaglia fisicamente ne subirà le conseguenze in questa vita e dopo la morte nascere all'inferno con molte sofferenze. Una persona che fa cose fisicamente sarà lodata dalle persone in questa vita e dopo la morte nasce nel conforto. Questa è una delle qualità più alte di un essere umano in questo mondo. Seguendo questo prezioso metodo chiamato samma kammanta, otterrai sicuramente il nibbana.